Buonasera a tutti e bentrovati. Questo è il primo dei 3 webinar organizzati dal Festival della Cucina Veneta seconda edizione, ovviamente in una forma digitale, non poteva essere diversamente in questo 2020. Io lo definisco sempre molto particolare perché voglio guardarla in questa maniera. L'anno scorso è stato fatto in quel di Albignasio in provincia di Padova, quest'anno doveva essere fatto a Treviso, scusate, e invece abbiamo dovuto risolvere così la cosa. Vogliamo addentrarsi in quella che è la cucina veneta, in realtà la cucina a 360 gradi con 3 webinar. In particolare oggi vogliamo parlarvi di cucina fusion e lo facciamo innanzitutto dando la parola a chi ha ideato sia il festival e tante altre cose, che è Paolo Caratossidis, presidente di Cultura e Cucina e ovviamente organizzatore e ideatore del Festival della Cucina Veneta. Intanto Paolo, grazie. Puoi spiegare questo webinar, ma in realtà questi momenti di riflessione all'interno del festival? Tanto grazie a te e saluto tutti i nostri ospiti, vi ringrazio veramente perché non è facile, ecco, organizzare, ecco, degli eventi in una situazione emergenziale come quella odierna. Hai fatto bene a ricordare, Michela, che la nostra intenzione era quella di organizzare un grande festival nella città di Treviso. Avevamo già fermato più di 12 piazze nel centro, stavamo programmando tutto, dopo purtroppo l'anno scorso è successo quello che è successo. Di necessità abbiamo fatto virtù, non abbiamo voluto mollare e la dimostrazione anche è questa. E tutto il mese di novembre il festival si svolge in forma digitale, non esclusivamente in forma digitale, perché stiamo cercando anche di dare una mano dei ristoranti con un'iniziativa che è quella di Qui sei Magna Veneto. Quindi, però, diciamo, la parte fondamentale è l'espressione di contenuti di carattere digitale. Tra questi contenuti c'è una serie di tavole rotonde, 3, in cui abbiamo voluto sintetizzare il mondo della produzione, il mondo dell'economia, della politica, della critica enogastronomica. Abbiamo voluto cercare di dare un messaggio forte, un messaggio di, la parola è un po' abusata, però veramente di resilienza. Quindi direi è un buon inizio comunque e sicuramente siamo sul pezzo e non ci fermeremo, ecco, al Festival Digitale 2020, stiamo già lavorando per quello del 2021 che speriamo si possa svolgere come dovrebbe svolgersi. Paolo, ti chiedo subito il perché abbiamo voluto iniziare parlando di cucina fusion. Abbiamo voluto iniziare parlando di cucina fusion perché uno dei motivi che ha spinto l'Associazione Cultura e Cucina di trattare appunto di cucina veneta è stata proprio questa. La cucina veneta secondo noi è una delle più importanti cucine veramente a livello mondiale. Può giocarsela tranquillamente con la cucina francese, quindi non è solamente una cucina regionale, è una cucina veramente che trasmette dei valori, dei contenuti che hanno una storia bimillenaria, che è la storia della Repubblica di San Marco di Venezia, una cucina, una tradizione gastronomica che è riuscita a sintetizzare in maniera magistrale quelle che sono differenti culture enogastronomiche, ma grazie chiaramente al ruolo dei mercanti, dei commercianti della Repubblica di Venezia che hanno portato qui prodotti, hanno portato qui spezie, hanno portato qui tradizioni da tutto il mondo, chiaramente, soprattutto anche dall'Oriente. Quindi ha sintetizzato una cucina creando veramente una fusione. È un termine che viene considerato, perdonatemi, diciamo l'accezione, gastrofighetto, ma l'ha riportato anche Repubblica e secondo noi è un titolo di vanto, cucina che veramente ha gli elementi di internazionalità. Gastrofighetto mi mancava, però mi piace assolutamente e anzi lancio subito questa provocazione a Romano Tiozzo. Sì? Romano Tiozzo, segretario della Camera di Commercio di Belluno e Treviso, che è qui con noi oggi insieme agli altri ospiti, che vi presento strada facendo. Intanto passo la parola con questo termine un po' particolare, perché poi sappiamo che Festival della Cucina Veneta significa molto anche territorio, quindi valorizzazione attraverso anche la tavola dei prodotti del territorio e del territorio stesso, se non sbaglio, anche attraverso la fusione, diciamo così. Sì, intanto grazie a Paolo e a tutti voi per questo invito. E come accennava lui, noi ci eravamo ben preparati e predisposti per ospitare nelle nostre piazze il Festival della Cucina Veneta qui a Treviso con
con il presidente Zaia, con l'assessore Caner, prima delle elezioni ci eravamo veramente entusiasmati e volevamo che fosse un anno di rilancio rispetto anche a quello che è stato l'appuntamento di Albignasco. Purtroppo è andata così. È veramente complicato, direi, pensare a un festival che si svolge in questa maniera, perché ovviamente con i piedi sotto il tavolo la cosa sarebbe stata sicuramente molto più bella. Comunque ci proviamo. A proposito di storie e di cosa può dare la cucina veneta al mondo, io ricordo solo un episodio, ecco, che mi riguarda come contributo, insomma, che nel XII secolo, XIII secolo, XIV secolo, il sale, oltre alle saline e alle miniere polacche di Salisburgo, il sale veniva dalle nostre saline qui, finché non le hanno spostate a Servia, no? E il famoso canale Lombardo che c'è a Chioggia, che andava fino al Lago Maggiore per poi andare in Svizzera dalle torri di Fraele, da tutta quella zona lì, il sale veniva portato da noi, quindi il sale che è la base, insomma, della cucina. Questo così è un piccolo accenno storico che faccio, perché da buon chioggiotto, quando hanno portato i veneziani le saline a Cesena per rapacificarsi con il Papa, e siamo stati tutti molto dispiaciuti, ecco, ovviamente non io, ma i miei avi. Fatta questa parentesi storica, devo dire che veramente l'idea che ha avuto Paolo, e che volevamo appunto, e che la regione ha fatto anche proprio per cercare di dare stabilità a questa iniziativa, è un'idea geniale, perché veramente porre in risalto le risorse della trasformazione dei beni primari che abbiamo nel nostro territorio, che vanno da quelli della terra. Vedo il radicchio di Chioggia proprio che sta andando avanti, con un amico che si chiama Angelo che sta raccontandolo. Questo amico qua, fra l'altro, ha portato il radicchio di Chioggia negli Stati Uniti, a Salinas, quindi non voglio fargli pubblicità, però è stato un grande da questo punto di vista. Però ci sono i prodotti del mare, i prodotti del lattiero caseare. Io lavoro nella Camera di Commercio di Treviso e Belluno, ed è una grossa punto di cerniera, di raccordo appunto tra i prodotti che si fanno in montagna, buoni, di qualità, e i prodotti che si fanno nella terra trevigiana, di trasformazione, ecco, soprattutto. Quindi la cucina può veramente rappresentare un veicolo di promozione non solo del territorio, ma di promozione della nostra cultura, del nostro modo di vivere, della qualità della nostra vita. Qualche giorno fa ho partecipato a un incontro come questo a Belluno, dove si parlava di come strutturare la città nei prossimi 5 anni. Si sta facendo il patto nuovo della città di Belluno, no? Solitamente quando si fa il patto di una città si parla di quante residenze, quante case, quante attività, dove portare le attività diciamo imprenditoriali, le attività economiche, eccetera, no? Ma io dicevo, guardate che in questo momento qua cosa dobbiamo pensare se non a vendere nel mondo la qualità dei nostri territori? E quale messaggio migliore per vendere la qualità, per far conoscere la qualità dei nostri territori? Ma allora state facendo apposta, state facendo vedere il mercato di Chioggia, allora ce l'avete proprio con me. Qual è il modo migliore, ecco, per far conoscere una città, se non far conoscere la qualità della vita di quella città? A Belluno oggi potrebbe essere ospitata tantissima gente giovane che lavora tranquillamente a Milano, che lavora a Torino, e che può venire a vivere a Belluno, perché lavorare da Belluno o lavorare da Milano o da Torino in questo momento è esattamente la stessa cosa. Quindi, e chiudo anche il mio intervento, il messaggio che vorrei lanciare è questo, proprio, che attraverso la cucina mostra un territorio, mostra un territorio che è un territorio dove si sta bene, si vive bene. Possiamo perdere il momento che stiamo vivendo perché non sarà sempre così, anzi io così in questo momento qui in Camera si sta svolgendo un incontro con gli imprenditori e i prefetti per dire i disagi, le difficoltà, ma tra 3, 4, 5 mesi speriamo che riprenda alla grande, con un rimbalzo grandioso di quello che non si è fatto in questi mesi. Quindi anche i nostri imprenditori che oggi soffrono
io spero che domani non soffriranno più e che ci sia spazio per chi vorrà continuare a continuare ad essere ambasciatori del nostro territorio attraverso il gusto, attraverso il tatto, attraverso l'olfatto, attraverso i sensi che il buon Dio ci ha dato. Ecco, questa è la sfida grande che noi abbiamo, e manifestazioni come queste, iniziative come queste che portano le cose normali, le cose naturali, quelle che viviamo tutti i giorni, all'attenzione anche degli aspetti economici, anche degli aspetti di vita di un territorio, di questo star bene, di questo benessere, secondo me è una cosa straordinaria, di cui noi siamo eredi, custodi e testimoni. Ecco, quindi conviene parlarne anche attraverso questo strumento, sapendo bene però della responsabilità che ciascuno di noi ha a tutti i livelli, chi fa il direttore di una camera di commercio, chi gestisce una regione, chi fa l'imprenditore chi fa il cuoco, chi vende il pesce, chi vende il formaggio, eccetera. La responsabilità, piccola o grande che sia, però messa insieme è una grande responsabilità. E io credo che non possiamo perdere questo momento anche di riflessione che il momento attuale ci consente, perché la riflessione è sempre una scommessa, guardando bene cos'è il nostro passato, cos'è che stiamo vivendo, possiamo avere rispetto al futuro uno sguardo di strategia diverso, quindi impostare meglio le nostre strategie future, sempre in un'ottica di crescere, in un'ottica di migliorare, sotto il profilo economico, sotto il profilo del benessere, ma soprattutto sotto il profilo di dare anche ai nostri figli, io ne ho 4 come Paolo ne ha altrettanti più piccolini dei miei, perché viviamo vicini a Padova, però sappiamo bene che lavoriamo per loro, stiamo lavorando per loro, e la nostra preoccupazione è quella che anche i nostri figli possano godere un pochino, anzi meglio, di più di quello che abbiamo noi. Ecco, mi fermerei qui per il momento. Grazie intanto a Romano Tiozzo, segretario della Camera di Commercio di Belluno e di Treviso, anche perché una cosa, stavo riflettendo, che alla fine in questo momento una cosa che ci è rimasta è sicuramente la cucina, l'abbiamo visto perché poi durante il lockdown tutti si sono improvvisati cuochi, ma al di là di questo anche i grandi uomini, i grandi politici, chiunque alla fine si siede attorno a un tavolo e mangia, questa è la cosa importante. Se poi riusciamo anche a raccontare, valorizzare bene questa cosa, come si diceva, lasciarla poi alle generazioni future, ancora meglio. Ed è per questo che voglio interpellare adesso Anna Maria Pellegrino, che è cuoca e docente e accademica della cucina italiana e presidente dell'Associazione Italiana Food Blogger, perché poi c'è chi racconta anche, diciamo, dietro le quinte, e chi può raccontarlo bene in questo senso, quanto mai è importante la comunicazione anche sul versante della cucina, e una cucina fusion, appunto, che mette insieme varie anime anche. Decisamente, buongiorno, anzi buonasera a tutti e grazie ancora dell'invito. Hai detto bene, Michaela, circa l'importanza del racconto, chiamiamolo così, come si dice adesso, dello storytelling, perché è un po' quello che è sempre stato fatto a Venezia, Venezia ha sempre avuto, e gli abitanti hanno sempre avuto questa grandissima capacità, quella di raccontarsi, di accogliere e di trasformare, se vuoi, tutto ciò che arrivava dall'esterno. Già con le prime migrazioni, quando gli abitanti dell'entroterra, fuggendo da quello che erano le invasioni barbariche attorno al 400, con la caduta dell'impero romano Oriente ed Occidente, appunto ci si trovò con delle popolazioni che portavano dell'altro, delle altre consuetudini, delle altre tradizioni gastronomiche che di volta in volta sono state fatte proprie. Se vuoi, il fulcro di tutto questo ce l'abbiamo in due luoghi particolari della mia meravigliosa città, perché io sono nata a Venezia, tra le altre cose, e quindi poi, come dice mia mamma, go sposare un foresta, sono da in terraferma, però per il resto sono proprio veneziana a tutti gli effetti. E era proprio il ghetto, se vuoi, attorno al 1516, l'apertura del ghetto, dove Venezia, sì, il Gran Consiglio decisero di rendere questo luogo delimitato, chiuso, se non in determinati momenti del giorno aperto per comunque i commerci e la vita, però all'interno del ghetto entrarono a far parte una serie importante di comunità diverse. La cucina che poteva esprimere una Askenazita non era quella di un levantino o quella di un sefardita, per cui c'era tutta questa incredibile capacità poi di fare come
è stata nominata nel tempo una sorta di cucina della diaspora, no? Quindi i racconti che arrivavano dalle cucine da altre parti del mondo si sono fuse in quello che era un po', erano i mercati di rialto, le naranzerie, la capacità di trasformare le spezie di fino, le spezie di grosso in medicamenti oppure in pozioni importanti per valorizzare la cucina, e questo è stato, se vuoi, anche una capacità unica di Venezia, tanto che ci sono alcuni piatti, per esempio come le sardelle, come le, scusami, i bigo in salsa, che non si sa bene se sono veneziane o se sono, diciamo, se escono direttamente dalla cucina della cascerutta, proprio perché hanno questa incredibile, tra virgolette, tolleranza, si sono ben fuse. E un altro aspetto importantissimo della capacità di raccontarsi di Venezia è stata sicuramente il fatto che abbiamo come la possibilità di avere una sorta di Gutenberg goloso. A Venezia si stampava di tutto, non c'era nessun tipo di censura, potevano stampare e pubblicare anche le donne. E quindi immaginati, per un giovane cuoco, diciamo, rinascimentale, tardo medioevo, che decide di fare una sorta di stage per migliorare le proprie capacità, trovava in Venezia quello che non si riusciva a trovare in nessun'altra parte del mondo. Ingredienti che arrivavano preziosissimi, che arrivavano da tutto il mondo, grazie appunto ai commerci dei mercanti veneziani, la capacità di trasformare, testi sui quali formarsi, e poi le famiglie patrizie che erano ben disposte ad accogliere, chiamiamoli così, giovani chef per dar lustro ai propri ricevimenti, alle proprie riunioni. Quindi da questo punto di vista Venezia è riuscita a raccontarsi con la cultura e con la qualità. È riuscita a far proprie le culture di altri popoli, trasformarle se vuoi, e poi servirle nel migliore dei modi. E questo è come dire, un momento importantissimo della nostra meravigliosa città. Tu pensa, per esempio, camminando per le calli, hai la possibilità di vedere le diverse aree della città dedicate a diverse tipologie di attività, di professioni. Il fatto di tutelare queste professioni, di valorizzarle, ha fatto dei veneziani degli artigiani esperti in attività che in altre parti dell'Italia e dell'Europa allora conosciuta non era possibile appunto trovare. E la capacità di comunicare anche poi con la terraferma e di far giungere prodotti e di riportarli poi in terraferma, pensando poi a quello che può essere appunto la Riviera del Brenta e quello che è stato costruito dopo, la capacità di di continuare su queste narrazioni di grande cultura. Ecco perché, se vuoi, e poi chiudo una piccolissima parentesi su quella che è l'associazione, perché adesso chiunque di noi può aprire un proprio strumento digitale, lo smartphone, il computer, i diversi account che possiamo avere nei diversi social, ma il cibo è una cosa tremendamente seria, il cibo è identità culturale, il cibo racconta, come ha detto appunto l'ospite che mi ha preceduto, è un'identità economica, territoriale, storica, geografica ben definita, e bisogna essere altamente rispettosi di tutto questo, ma soprattutto molto preparati. Se non si ha niente da dire, non è necessario parlare, si può stare anche in silenzio, osservare e godere delle bellezze di quello che si sta appunto osservando, quello che si sta mangiando. Per cui chiunque avesse voglia di raccontare la cucina veneziana, la cucina veneta e la cucina in generale, consiglio qualche decennio di studio approfondito, i testi ci sono, anche la possibilità di, come dire, di godere del territorio quando tutto questo verrà meno, attraverso i locali, i ristoranti, i produttori. Abbiamo visto le immagini prima del mercato di Chioggia che insomma sì, è un tripudio di bellezza, la terra, quello che sa offrire la terra, i mercati, Rodigini al confine, il lago, il fiume, la laguna. Cioè, ragazzi, abbiamo a disposizione un patrimonio meraviglioso. Per saperlo raccontare in modo rispettoso bisogna studiarlo e poi fare dei test, cioè andare in giro ai ristoranti, che questo fa anche molto bene la nostra economia. Assolutamente, poi appunto come dicevi tu stavano scorrendo delle bellissime immagini anche di Venezia, Venezia apre sempre il cuore, non solo a noi veneti, ma so che appunto piace a tutti e anche la cucina veneziana. A proposito di gusto, e a questo punto passo la parola al conte Giorgio Caballini di Sassoferrato, presidente e amministratore delegato di Dersut Caffè, perché ovviamente il caffè
ci sta sempre, sia a fine pranzo che a fine cena, ma anche per una pausa di bontà. Ma c'è caffè e caffè, anche qui bisogna un attimino fare delle distinzioni. Passo a lei la parola perché so che ci vuole parlare, al di là dell'importanza del caffè, della bontà del caffè anche veneto, nel vero senso della parola, di un caffè molto particolare. Allora, intanto io ringrazio la vostra associazione e per tutti ringrazio Paolo Caratosidis per aver avuto il coraggio di organizzare questo webinar che magari il prossimo anno sarà ricordato come un evento eccezionale e forse potrebbe avere ancora maggiore sviluppo e maggior diffusione dato che il web ormai è a portata di tutti. Io volevo parlare brevemente di due cose. Io sono, come avete detto, il titolare della Der sul caffè e volevo parlarvi innanzitutto di un prodotto che noi facciamo, un prodotto particolare che è un caffè decerato. Il caffè l'abbiamo brevettato con il nome di Caffè Light. Il caffè ha sulla parte corticale delle cere che possono essere poco digeribili da parte dei soggetti intolleranti. Pertanto, togliendo questi grassi, queste cere che non sono digeribili, noi rendiamo il caffè leggero e infatti l'abbiamo chiamato Caffè Light. Il trattamento che viene usato è un trattamento con il diclorometano, che è un prodotto naturale anche al di là della parola ed è, diciamo, non più rilevabile alla temperatura di 40 gradi. Considerate che la tostatura viene a 210 gradi. Togliendo queste cere, che praticamente vengono ridotte a molto meno della metà, come effetto secondario si toglie anche una parte della caffeina. Pertanto è un caffè, sotto tutti i punti di vista, più digeribile e il gusto non viene alterato. Questo è diciamo, un prodotto diciamo, che noi curiamo particolarmente perché siamo stati i primi a lanciarlo sul mercato. Adesso anche altre autoredazioni ci stanno, diciamo, stanno capendo l'importanza di questo prodotto, che comunque nasce... Non è un prodotto fusion, giusto? Però è un prodotto, diciamo, nuovo. È un prodotto nuovo, anche se il procedimento poi viene effettuato da una ditta triestina, che sono dei bravissimi operatori, comunque fanno sempre parte del Triveneto. Pertanto, questo è un'altra cosa che volevo dire, è che il caffè veneto è un caffè particolare. Le prime botteghe del caffè in Italia sono nate nel Veneto per merito di vari esploratori veneziani. Pertanto, la famosa bottega del caffè di origine goldoniana che tutti ricordano. Pertanto il Veneto ha una tradizione anche nel settore del caffè. Certamente anche le altre regioni poi hanno delle particolarità, ognuna ha una sua particolarità. E ricollegandomi a questo volevo raccontare che nel 2014 è stato fondato il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale affinché il caffè possa diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. E anche questo è stato fondato qui a Conegliano, l'amministrazione adesso viene tenuta a Treviso e partecipano moltissime aziende di tutta Italia, sia del settore del caffè che del settore dei macchinari. Per portare avanti questo progetto abbiamo effettuato parecchie, diciamo, tappe. L'ultima è la formazione di una comunità del rito e della cultura del caffè, alla quale chi vuole può iscriversi per dare, diciamo, il suo sostegno a questa iniziativa che vale per il Veneto, vale per l'Italia e potrà far riconoscere il Veneto e l'Italia in tutto il mondo. Una sorta di confraternita del caffè, possiamo chiamarla così. Prima avevamo visto il baccalà, lo stoccafisso e quant'altro. Abbiamo fondato una carta dei valori della comunità del rito del caffè espresso italiano, perché permette un incontro tra molteplici tipologie di persone e qui c'è una carta dei valori che io vorrei farvi vedere, vediamo se riesco, ecco. E ci sono svariate regole e svariati propositi che si possono raggiungere, ottenere, diciamo, perché il caffè unisce le persone, il caffè è trasversale, non guarda il reddito della persona, unisce persone di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione, di qualsiasi sesso, di qualsiasi cultura. Il caffè, diciamo, e soprattutto il caffè veneto, è importante.
Assolutamente, e io da consumatrice, e infatti l'altro giorno ci eravamo sentiti, effettivamente il caffè decerato a me piace tantissimo. Ho scoperto dal Conte perché è più digeribile, più leggero, assolutamente concordo e sono contenta che sia nato anche questo nuovo prodotto. C'è un particolare che per quanto riguarda il piccolo caffè, intervento. si parla di due tipologie di caffè arabica e caffè robusta. Ora, queste due qualità di caffè, queste due tipologie, queste due specie di caffè hanno caratteristiche nettamente diverse. Mentre per quanto riguarda la caffeina, l'arabica ne ha all'incirca la metà del robusta, è esattamente il contrario per quanto riguarda le cere. Cioè la robusta, che dal punto di vista, diciamo, qualitativo è considerata un po' inferiore alla robusta, però dal punto di vista digeribilità è superiore perché ha già in partenza metà delle cere, cosa che invece alla televisione è stato detto esattamente il contrario, ma è un errore fondamentale. Le cere nel robusta sono la metà di quelle dell'arabica. Paolo, volevi fare una domanda? No, abbiamo visto anche nelle immagini un invito, quando penso sarà possibile, visitare il Museo del Caffè di Conegliano, perché è una piccola perla. Tra l'altro il conte Giorgio Caballini è un'icona dell'espresso a livello mondiale, a questo va dato atto e va ricordato, e è anche un grande collezionista, quindi diciamo proprio vicino a casa, a chilometro zero, abbiamo la possibilità di approfondire una cultura che è una cultura che ha conquistato il mondo. Ecco, è chiaro che nella Repubblica di Venezia vennero aperti i primi caffè, no? I primi caffè, però noi l'abbiamo esportato in giro per tutto il mondo, ecco. Quindi questo, e anche questa battaglia per un riconoscimento del caffè espresso italiano come eventuale patrimonio immateriale dell'UNESCO, credo che sia un passaggio molto importante e di cui il Veneto possa andare fiero. Una piccola caratteristica distingue il caffè espresso da tutti gli altri caffè. È l'unico caffè al mondo con la cremina sulla superficie. Questo tipologia di prodotto nessun'altra parte del mondo ce l'ha, anzi ce l'hanno perché adesso si sta diffondendo, ma l'origine è italiana. Le macchine del caffè sono state inventate in Italia, il sistema di tostatura è italiano, la tipologia della miscela è italiana. Eh sì, è la cosa che più manca quando si va all'estero, almeno da parte della sottoscritta sicuramente. Allora, so che sono vicini di casa, bene o male, tra virgolette, e con noi c'è anche Omar Lapesce, chef e formatore, docente di cucina all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. E appunto abbiamo sentito parlare di come raccontare, come comunicare il cibo, di cibo importante anche per l'economia, di cibi particolari che fanno grande anche il Veneto. Come si insegna anche tutto questo? Abbiamo sentito alle future generazioni per valorizzare e portare avanti anche questa cucina che abbiamo sentito è mista, se così possiamo chiamare. Sì. Fondamentalmente, intanto buonasera a tutti, ci vuole passione nel riuscire a trasmettere. Io ho sentito gli interventi dei colleghi prima e veramente ti trascinano e ti danno la voglia di apprendere, di approfondire determinati argomenti e soprattutto di conoscere questo territorio che noi viviamo, che è ricchissimo. Io dico al Conte, per esempio, che nel nostro istituto abbiamo vinto più volte a livello nazionale i concorsi per i giovani, perché c'è una M molto importante che è la mano dell'operatore, e ho dei colleghi stupendi che formano benissimo i ragazzi che dopo andranno a lavorare nei locali e che prepareranno al meglio il caffè magari del Conte, ecco, giusto per giocarsela in casa. Allora, io ho preparato, da bravo insegnante, ho preparato una... Mi dica Conte. No, dicevo che la formazione è importantissima, infatti noi adesso abbiamo fatto un corso, abbiamo fatto un opus perché l'ha fatto mia figlia, che si chiama Accademia, eccolo qui, Accademia Baristi Caffè d'Ersut. È un complesso di corsi in modo che, diciamo, tutti quelli che saranno futuri gestori dei bar possano erogarlo e fornirlo con la dovuta professionalità. È un corso completo che alla fine uno diventerà ambasciatore della Dersut, ambasciatore dell'Accademia della Dersut. Perfetto, fantastico. Difatti, come diceva Pellegrino, diceva prima che bisogna conoscere e approfondire bene le cose. Io ho preparato una piccola
presentazione, spero, da insegnante, cosa mi trovo a fare. Naturalmente cerco di insegnare ai miei ragazzi di conoscere il territorio e di conoscere ed apprezzarlo. Venezia, che cos'è che ha reso grande Venezia? La cucina la definiamo fusion. È un esempio unico nel suo genere, è una metropoli multiculturale dove, come giustamente avevate detto tutti quanti prima, è un crocevia di popoli e tradizioni le più differenti. È la cucina di Venezia, come tutte le cucine di tutto il mondo, è frutto dello scambio. Unione tra popoli diversi, la cucina veneziana fu una delle prime a confrontarsi con le cucine del mondo. Vorrei dire soprattutto che è stata, non aveva paraocchi, accoglieva le persone, accoglieva i prodotti e con curiosità dopo li trasformava. Dove li accoglieva? I veneziani erano dei mercanti fondamentalmente, un interscambio quindi con popoli anche lontani che venivano ospitati, soprattutto per ragioni di commercio. Allora abbiamo tutti i fondachi, abbiamo per esempio il fondaco dei tedeschi che adesso è diventato tutta un'altra cosa, che ha segnato la sua storia. È una chiave di lettura che è alle origini della gastronomia veneziana e che ci aiuta a capirne anche le origini, gli ingredienti fondamentali. L'inizio, prima Tiozzo giustamente poneva l'inizio della grande cucina veneziana dove? Dal sale. Un popolo che nasce dal mare non può che iniziare che dal sale. L'immagine è quella delle saline di Pirano, per capirci. Il sale era... I veneziani non avevano terreno a disposizione da destinare per l'agricoltura o l'allevamento e quindi l'unica fonte di sostentamento l'andavano a cercare nell'elemento liquido, quindi nell'acqua. Gli altri facevano girare gli aratri e loro tritavano il sale per acquistare poi il grano e gli altri generi. E appunto avevamo il sale di Chioggia e quello forestiero era chiamato il sal di Maris. Talmente grande era la richiesta che non si riusciva a soddisfarla tutta e quindi il sale doveva arrivare da Comacchio, Cervia, Istria, poi addirittura dalla Tripolitania, dalle Baleari. E il metodo di lavorazione che aveva Venezia era talmente avanti e talmente a basso costo che ebbe addirittura un monopolio. Prima si citavano i bigoli in salsa non ci sarebbero senza le sarde, quindi, ma ancora guardate che fino agli anni 50 del secolo scorso c'era gente che a casa faceva strati di sale e andava avanti per conservare le sarde. Quindi c'era una tradizione nel conservare, perché era sempre la base di una cucina povera, quindi bisognava conservare. Il DNA dei veneziani, cosa c'è? Il mare, gli affari e i commerci. E abbiamo le spezie. Le spezie, dal latino species, che è qualcosa di eccezionale, che fugge il consueto. Proprio è questo il cardine del discorso. Loro, i veneziani, hanno capito che la cosa che non era consueta, che non era normale, che non era a disposizione di tutti quanti, poteva diventare preziosissima per loro. E quindi loro commerciavano in questi prodotti che erano prodotti di pregio. In quell'epoca cominciò ad arrivare il pepe, i vari tipi di pepe, l'uvetta, lo zenzero, di cui se ne faceva un uso smodato, lo zafferano, preziosissimo, la noce moscata, arrivò un po' più tardi la cannella e i chiodi di garofano, utilizzati in tantissimi prodotti, in tantissimi piatti e ancora adesso li troviamo nelle osterie le più antiche, le più rispettose dei rituali di una volta. Ma come si arrivò ad avere tutti questi commerci? Nell'immagine si possono vedere alcuni dei porti o dove c'erano sedi mercantili di Venezia. Perché praticamente quando, ve la faccio breve la storia, però non voglio annoiarvi troppo, ottenne da Bisanzio una completa esenzione, Venezia, una completa esenzione da imposte e dazi. E così aprì tanti scali per i suoi commerci e la puntualità nei trasporti fu la cosa importante. Poi una grande mossa strategica, una grande mossa politica. Quella, dopo la Quarta Crociata, gli abitanti di Venezia a Costantinopoli poterono eleggere un loro rappresentante e fu il primo ambasciatore che posso intendere proprio con quella qualifica nel mondo, ed era chiamato il Bailo. C'è un bellissimo libro anche di Barbero sul Bailo a Venezia, un bellissimo intervento, invito tutti quanti ad ascoltarlo perché è veramente interessante. Le merci poi avevano
un punto d'arrivo che è Rialto. Lì sotto al mercato di Rialto arrivavano tutte le spezie, tutti i prodotti del mondo. Perché? Del mondo allora conosciuto, ma che cos'era che rendeva veramente incredibile il commercio di Venezia? La puntualità negli arrivi. Cioè loro avevano una rete di commerci, di scali, attraverso le loro fortissime galere, che poteva assicurare che una merce arrivava in tot giorni, e quindi questo per il commercio, mi insegnerete voi, è assolutamente fondamentale. E si poteva arrivare a porti lontanissimi, Beirut, Tripoli, Alessandria, Costantinopoli, le Baleari, la Catalogna, fino a Southampton, Bruges, ad Anversa. E quindi Venezia divenne praticamente ebbe il monopolio dei prodotti cosiddetti del lusso. E quindi si caratterizzò per cosa? Per le spezie, per lo zucchero, poi arrivò il baccalà e il riso. Allora, delle spezie l'importanza era proprio nel loro uso, nel loro mescolare, nel loro utilizzo che veniva fatto. Ma loro furono anche furbi, i veneziani, perché si può dire che inventarono il marketing. Loro le confezionavano, queste miscele di spezie, le confezionavano in modo particolare e facevano i cosiddetti sacchetti veneziani, e sacchetti veneti di specerie veneziane, cioè delle miscele ready to use, cioè pronte ad essere utilizzate per quello scopo, per quella determinata ricetta. E quindi c'era una conoscenza che veniva tramandata dai paesi di origine fino ai paesi di consumo. Arrivò anche lo zucchero. Lo zucchero, Cipro era uno dei posti dove cresceva meglio di tutti la canna da zucchero, tra Cipro e Creta. E arrivavano blocchi interi di zucchero, cioè praticamente la canna da zucchero veniva spremuta, si facevano questi blocchi qua, e addirittura si dice che Antonio Canova si sia esercitato nello scolpire questi blocchi. Però io posso dire, per esempio, ad Albignasego l'anno scorso abbiamo avuto un incontro anche con la confraternita del baccalà, e devo dire che è stato veramente un momento molto alto e interessante, perché non si può parlare della cucina veneta veneziana senza parlare del baccalà e del viaggio del Querini. Omar, ti interrompo solo per dire che ne parleremo in uno dei prossimi webinar. Allora ve lo dico velocemente, quindi non vi voglio, però questo è veramente un prodotto di cucina fusion, nel senso che si sono applicate delle tecniche conosciute da noi nella nostra zona ad un prodotto nuovo, ma questa è la caratteristica della cucina veneziana. Il riso, guardate, se si dovesse mangiare il riso come lo mangiavano quando era arrivato a Venezia, sarebbe immangiabile, perché il riso veniva venduto a numero, a pezzi. C'era una ricetta, per esempio, la ricetta di 100 risi, e il riso all'inizio veniva destinato solamente alle donne che avevano appena avuto un bambino, alle persone ammalate, perché aveva questo potere proprio di rimettere in forma le persone. Veniva utilizzata la farina di riso, ma veniva stracotto molto il riso, perché poteva saziare molto di più. Ecco qui sempre la fame, il bisogno di sfamarsi, appunto. Poi citava prima, Pellegrino citava la cucina ashkenazita, e lì abbiamo per esempio il riso zallo, che è un riso fatto con il grasso d'oca. La cucina ebraica ha avuto un ruolo fondamentale nella cucina veneziana. Il Rinascimento, abbiamo veramente, tutti quanti abbiamo davanti l'immagine di quello che poteva essere Venezia durante il Rinascimento, ma quello che mi ha sempre colpito è la curiosità che aveva questo popolo. All'interno, per esempio, di una pietanza, per essere definita veramente buona, dovevano esserci tutti i gusti: il dolce, il salato, l'amaro, l'agro e il piccante. Ed è per questo che servivano le spezie, servivano questi ingredienti nuovi. E poi arrivarono i portoghesi, purtroppo, per Venezia, o meglio ancora, raffinarono meglio Venezia, nel senso che quando Vasco da Gama passò al capo di Buona Speranza, cominciarono ad arrivare tante spezie, moltissime spezie, però dato il lungo viaggio arrivavano che erano un po' scariche di sapore, di gusto. Quindi i veneziani si intestardirono su che cosa? Sul prodotto di qualità, ma che è una cosa che c'è ancora al giorno d'oggi. Noi ce l'abbiamo nel DNA questo. Guardiamo il prodotto di qualità, non al prodotto così tanto per fare. E perdonatemi, non si può parlare di Venezia senza i baccari.
Il Baccaro, il Baccaretto è una struttura storica di Venezia che è simile ad un'osteria. I Baccari con i loro cicchetti. Io collaboro con un'azienda, noi apriamo nel mondo il Prosecco Bar e lì si basa sui cicchetti e il successo è incredibile perché la gente è molto curiosa, perché qualsiasi prodotto che ha a che fare con la gastronomia, con prodotti di qualità, perché l'Italia è sinonimo di qualità, funziona molto bene come prodotto. Allora, vado rapidamente a finire, purtroppo arriviamo al Perché 700. abbiamo poco tempo, ti chiedo di andare verso la fine così poi facciamo un ultimo giro di domande. Allora, l'ultima cosa che io, dopo vi lascio magari il link per la presentazione così ve la potete vedere tutta quanta, io vorrei tornare invece vi lascerei invece con una domanda solamente. Che cosa vuol dire prodotto tipico? Che cosa vuol dire prodotto tradizionale? Il prodotto tipico, nel caso di Venezia, è un prodotto che nasce e cresce nel territorio o è un prodotto che dal territorio prende nuovo impulso per vivere? Il caffè, per esempio, è uno di questi esempi. Okay? Quindi vi lascio un po' e con una domanda che di solito faccio ai miei ragazzi. Ditemi un piatto che sia al 100% autoctono. Adesso ve la butto là, dopo rispondete con calma. Grazie. No, grazie a te assolutamente. E con questa domanda io un po' andrei verso la fine, visto che comunque vogliamo guardare al presente, ma soprattutto al futuro, soprattutto a quando si potrà finalmente realizzare qualcosa anche dal vivo, io voglio proprio chiedervi come dalla Cucina Fusion di cui abbiamo parlato si guarda al futuro attraverso anche i prodotti tipici e attraverso quelle che sono le nostre tradizioni. Lo chiedo, Paolo, magari ti tengo verso la fine così andiamo a chiudere, quindi ricomincio appunto dal segretario e quindi passo a lui la parola, Romano Tiozza. Non la sentiamo, forse è ancora silenzioso, vediamo. Segretario mi sente? Eccoci qua, vediamo. Eccolo qua, eccoci qua, adesso la sentiamo. Io sì. Eccoci qua. Lascio la parola, ecco, lascerei più la parola agli altri perché le cose che hanno detto sono molto più interessanti di quelle che sto dicendo io, solo una battuta. Mi riferisco all'intervento del Conte Cavallini perché tra le cose che avevo in mente di fare quest'anno, oltre alla cucina veneta, c'era proprio, forse lui lo sa perché era stato sicuramente coinvolto, un festival del caffè qui a Treviso, perché come bene ha detto lui, c'è una concentrazione nel nostro territorio trevigiano e veneto non solo di torrefazioni di produttori, ma anche di macchine del caffè, che è una cosa straordinaria, e quindi l'idea era di poterla fare. Io invito l'amico Paolo a pensarci se non vale la pena abbinare magari o in coda o all'inizio del Festival del Cucina Veneto del prossimo anno qui a Treviso anche una iniziativa di questo tipo, perché il caffè, anche se non è un prodotto tipico, però è diventato un prodotto tipico, un prodotto che entra nelle nostre case, un prodotto che hanno portato in giro i nostri immigrati in America insieme con le loro caffettiere, non veniva messo dentro la valigia, ecco, è una cosa straordinaria questa, no? E quindi pensare di poterlo riproporre assieme alla cucina veneta è una cosa da tenere in debita considerazione. Per il resto, se serve Conte Cavallini, la disponibilità della Camera di Commercio per mandare avanti quel bel progetto che avete del riconoscimento di questo prodotto come bene immateriale. Noi, il sistema delle Camere di Commercio del Veneto, disponibili a dare una mano e siamo a disposizione, perché veramente potrebbe distinguerci rappresentando tutti i sensi della nostra terra, dall'ospitalità a quello che rappresenta, appunto. Io ricordo, un ultimo aneddoto, quando sono stato in Etiopia, in una stanza piccolissima di povera gente, vi interrompo solo un attimo, segretario, perché interrompo solo un attimo perché stiamo condividendo una cosa che ha appena postato il presidente della regione Luca Zaia proprio sui bigoli, a proposito, che sbarcano in Giappone, giusto per siamo proprio sul pezzo, così se possiamo dire. Prego, scusi. Bellissimo.
No, chiudo dicendo, in Etiopia, in un posto poverissimo, dove non è, il rito del caffè è stata una cosa accoglientissima, e io ho presente il rito del caffè quando la gente veniva a casa mia negli anni 60-70, era assieme al vino e alla soppressa e alle sardelle in saore e a chioggia, il modo più straordinario per accogliere i foresti che venivano primi nelle nostre spiagge venete. E chiudo. Grazie. Grazie mille, assolutamente. Allora, Anna Maria, a te la parola dopo questo club dei bigoli sbarcati in Giappone. Anche come vedete possiamo raccontarla in tanti modi e portarla anche altrove. Posso aggiungere due parole io? Posso aggiungere due parole? Prego, Conte, prego. No, Treviso, oltre che per il caffè, è famoso anche per il dolce più diffuso al mondo, per il tiramisù. No? Conte, anche di questo ne parleremo nelle prossime settimane, ci state anticipando tutto. Anche perché poi il tiramisù ci va anche il caffè, pertanto si sposa benissimo, è un bel binomio. Assolutamente, ma ci avete dato il là perché parleremo anche di tiramisù, ovviamente, quindi assolutamente. Tra l'altro, come avete visto, anche tramite anche l'online riusciamo già ad organizzare, fare rete e quindi a pensare già ai prossimi eventi in cui metteremo il caffè. Comunque vi chiedo di appoggiare tramite internet il rito del caffè, potete votare e dare la vostra adesione a questa comunità del rito del caffè. Lo trovate su internet e potete, diciamo, mettere la vostra firma e ci darete sicuramente un aiuto affinché il numero delle firme sia tale da convincere i nostri governanti a rompere gli indugi. Comunque siamo già a buon punto perché abbiamo avuto anche degli incontri proprio la settimana scorsa e ha partecipato anche il ministro Vicenti, che è della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, e anche, diciamo, il segretario della ministra Bellanova, pertanto, diciamo, la cosa ormai è a livello ministeriale e siamo a buon punto. Vedremo, Paolo, di metterlo anche in tutti i social del Festival della Cucina Veneta, così le persone possono sottoscrivere questa petizione assolutamente. Anna Maria, prego. Sì, mi ricollego proprio alle cose che sono state dette negli ultimi secondi. Per far conoscere un prodotto, un piatto, diventa fondamentale raccontarne l'heritage, se volete. E questo è un modo, diciamo, un impegno che dovremmo prendere ognuno di noi quando raccontiamo quello che è la nostra identità gastronomica, che è una sintesi anche di identità culturale e diciamo, commistioni, chiamiamole così, anche personali, perché poi ognuno di noi ha un gusto e un disgusto per quanto riguarda il cibo e bisogna in un certo qual modo scendere di un gradino quando cerchiamo di condividere il nostro heritage gastronomico con delle altre persone. Non è detto che tutti conoscano il nostro cibo, che fa parte appunto della nostra storia, della nostra geografia, della politica, dell'etica, di tutto quello che noi siamo diventati. Quindi dovremmo proprio raccontarne il gusto, quasi essere degli informatori dal punto di vista della scheda tecnica. Piccolissima esperienza, mi è capitato per un'azienda che seguo di raccontare il prodotto stracchino e di raccontarlo ad un acquirente siciliano, e non è stato semplice perché tu devi i gusti possono considerare la classica acidità dello stracchino come un difetto e non come un pregio, per cui si parte da questo, si racconta l'heritage conoscendo perfettamente il prodotto e raccontando poi la cultura che questo riesce ad esprimere. Anche un semplicissimo piatto di bigoli in salsa ha molto molto da raccontare. Grazie mille. Nel frattempo la nostra regia ci ha proposto anche appunto la pagina Facebook del Rito del Caffè e quindi potete andare nella pagina Facebook e guardare. Omar, eccola qua, Comunità del Rito del Caffè Espresso Italiano, c'è anche la petizione all'interno della pagina. Omar? Niente, assolutamente piatto tipico, la tradizione che cos'è? Giustamente Anna Maria diceva la memoria, la nostra identità gastronomica, che è data dagli incontri che abbiamo avuto nella vita, dalle nostre origini, dai nostri viaggi, dai nostri incontri con determinati sapori. Io un consiglio che do sempre a tutte le persone con le quali parlo di cucina e di cultura è che bisogna tenere la mente aperta, senza paraocchi, dire no, mangio solamente i prodotti di quel determinato territorio, perché dietro quel territorio ci sono millenni di storia, ci sono millenni di
persone che hanno messo in gioco le loro capacità, che si sono incontrati con altre, stratificazioni che sono veramente affascinanti. Io, guardate, insegno da un po' di anni cucina e enogastronomia e ne sono sempre più affascinato per quello che vado a scoprire solamente mettendomi a tavola ed assaggiando un piatto e sentendolo raccontare da chi quel piatto lo ha elaborato. Ecco, questo sta alla radice della cucina fusion, il fondere persone, prodotti, culture diverse. Paolo, comunque, a te l'ultima prego, Omar. E comunque, vi do la soluzione di prima, non esiste un prodotto che sia totalmente e sempre autoctono. Ah, ecco, a proposito. Paolo, a te l'ultima parola. Sicuramente è stato, direi, un momento importante, un momento di riflessione, anche di approfondimento. Credo che iniziative di questo genere, per riuscire a far dialogare, no? Mettere in rete, dicevi anche tu Michela, differenti realtà che però hanno degli obiettivi che secondo me devono per forza diventare comuni, no? Si dice spesso facciamo rete, credo che lo strumento del food, del cibo sia eccezionale perché è immediato, no? Va a colpire l'immaginario collettivo ed è per quello che il cibo, direi, è quasi un ponte, no? Uno strumento formidabile di comunicazione e nel caso del Veneto è anche il nostro biglietto da visita. Pensiamo al turismo, adesso chiaramente il settore turistico, il settore ristorativo vive una crisi incredibile, a noi diciamo la massima solidarietà nei confronti degli operatori, ma noi siamo sicuri che il Veneto si riprenderà e il Veneto e i suoi prodotti sono il biglietto da visita di questo territorio nel mondo. E qui vediamo le immagini, no? I nostri prodotti magari sono prodotti che arrivano dall'Oriente ma ritornano all'Oriente, no? E quanto piace la nostra cucina in Cina, in Giappone, in America. E quindi la bravura, ecco, vince in questo caso chi riesce a raccontarli ed esprimerli al meglio. Ci dobbiamo dare sempre il tocco veneto, diciamo così, visto che il Festival della Cucina Veneta arriveranno anche dall'Oriente, poi li prendiamo, li facciamo nostri e diventano degli altri prodotti che sono, come abbiamo detto, quasi mai autoctoni a questo punto, ma sono sempre un incrocio di civiltà. Abbiamo Venezia qui vicina, ma non solo Venezia, ecco. Allora, io intanto vi ringrazio assolutamente del vostro intervento, è stato una riflessione a 360 gradi, al centro c'era la tavola e i prodotti. A questo punto non ci rimane che assaggiarli ovviamente e ci diamo appuntamento al prossimo webinar, sempre del Festival della Cucina Veneta, in cui parleremo ancora di prodotti veneti a 360 gradi. Grazie davvero a tutti e buona continuazione. Grazie a voi.